Ancora una vittima della strada in sella alla moto nella Marca, 42enne di Vidor perde la vita schiantandosi contro un muro. A Montebelluna il sindaco dice aveva una grande passione per i motori, staremo vicini alla sua famiglia. E un altro centauro trevigiano ha perso la vita in sella alla moto, è successo a Nîmes in Francia dove un noto carrozziere di Vittorio Veneto è morto in un incidente, ferita anche la moglie. L'ex consigliere regionale ed ex sindaco di Mogliano Diego Bottaccin, vittima di un grave incidente mentre si trovava in Sicilia per una vacanza in bici, numerose le fratture riportate. Il suo post su Facebook: sono fortunato ad essere ancora qui. Il mondo imprenditoriale italiano in lutto, morto a 87 anni Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica. Da Agordo aveva creato un impero da 27 miliardi, i funerali giovedì mattina nella sua città. Dal premier Draghi al governatore Zaia, da Confindustria e sindacati, l'omaggio alla figura di Del Vecchio, fuori dagli stabilimenti la commozione di operai e dipendenti e il timore per un futuro senza la sua guida. Dopo la clamorosa vittoria di Damiano Tommasi, il PD guarda le sfide del 2023, non solo Vicenza ma anche Treviso. Il segretario Zorzi: Verona fa storia a sé, ma questo modello vincente può essere percorso. Oltre 600 assunzioni e 70 milioni di investimenti in Italia nel 2022, i dati del colosso svedese che ha fatto il punto con i sindacati in vista dei prossimi mesi anche per gli stabilimenti di Susegana e Porcia. Premiato stamani in comune a Treviso il 28enne che ha salvato la bimba caduta dal balcone afferrandola al volo. Chiunque avrebbe fatto come me, l'importante è che lei stia bene. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, la cronaca dunque in primo piano, due tragedie, due centauri trevigiani morti. La prima tragedia che vi raccontiamo purtroppo è quella di un 42enne di Vidor, lo schianto fatale è avvenuto la scorsa notte a Montebelluna. Una curva lungo via Montello, la strada che collega Montebelluna con la frazione di Caonada. È notte, l'una circa. Patrizio Tormena in sella alla sua Yamaha R1 e verso l'una, per causa in corso di accertamento, ma dai primi rilievi senza coinvolgere altri mezzi, sbatte con violenza contro il muro di pietra che costeggia la strada. È un attimo, l'impatto è terribile. Patrizio, 42 anni, rimane sull'asfalto. Arrivano i soccorsi ma non possono fare nulla. Arrivano anche i carabinieri della compagnia di Montebelluna per i rilievi dell'incidente e per gestire il traffico, ovviamente scarso a quell'ora. Durante il giorno, invece, questa è una strada molto trafficata. È una zona pericolosa perché c'è un intenso traffico e la viabilità, diciamo che è una soluzione definitiva, secondo me è difficile da trovare perché hanno fatto costruire questa zona industriale qui sotto che ha accessi sempre un po' improvvisati, secondo me, non ben organizzati. Passare con le bici di qua come lei, in questo caso un po' di timore. Passare con le bici... Questa è una pista ciclabile anomala, nel senso che non ha visibilità ed è anche pedonale. Del resto gli spazi sono quelli che sono. Patrizio era un grandissimo appassionato di moto, quella moto che aveva inforcato al mattino per una gita lungo le strade della Marca. Residente a Vidor, nella frazione di Colbertaldo, lavorava in un mobilificio di Moriago. Conosco bene lui e la famiglia e la testimonianza del sindaco Mario Baido di Vidor. Siamo una comunità colpita duramente. Patrizio è il quinto concittadino che perde la vita in incidenti dall'inizio del 2022. Siamo vicini alla famiglia e ai genitori e al fratello che non vive più a Vidor. Faremo il possibile per sostenerli. Da tempo lo vedevamo in sella alla sua moto, sapevo di questa sua grande passione e alcuni amici poi l'avevano incontrato a Colbertaldo in serata proprio poche ore prima del tragico schianto. E poi l'altro centauro trevigiano, Daniele Casagrande, 47enne di Vittorio Veneto. L'incidente fatale però è avvenuto fuori dal Veneto, fuori dall'Italia, in Francia, sui Pirenei, durante una vacanza rivelatasi tragica, ferita anche la moglie. Avevano deciso di trascorrere una breve vacanza sui Pirenei. In sella alla loro moto si erano diretti in Francia. Ieri mattina la tragedia. Uno schianto terribile poco dopo le 10 vicino a Nîmes, nella Francia meridionale. Fatale, un tamponamento ad un furgoncino che trasportava materiale edile. Sbalzato dalla sella, Daniele Casagrande, 47 anni, non ce l'ha fatta. È morto a causa delle gravi lesioni riportate. Ferita gravemente la moglie, 45 anni, trasportata d'urgenza all'ospedale cittadino. A terra la moto, la passione dei coniugi, le borse, gli effetti personali, l'ennesima tragedia della strada. Saranno le forze dell'ordine ora a ricostruire l'esatta dinamica del drammatico incidente. La notizia è arrivata subito a Vittorio Veneto, dove marito e moglie vivevano ed erano molto conosciuti. Sotto shock la comunità. Daniele è uno storico carrozziere vittoriese, era titolare con il fratello Niccolò
Nicola della carrozzeria Vittoria di via Marinotti. In queste ore la famiglia sta organizzando un viaggio in Francia per gestire le pratiche di rientro della salma e il trasferimento della moglie ricoverata in ospedale al nosocomio vittoriese. Una tragedia sfiorata invece, ma questa volta in Sicilia e che ha visto finire in ospedale con diverse fratture l'ex consigliere regionale ed ex sindaco di Mogliano Diego Bottacin. Si trovava in Sicilia per una vacanza, un lungo giro in bici in Sicilia, è stato travolto da un'auto. Lui stesso in un post su Facebook ha detto: sono fortunato ad essere qui. In questo post su Facebook il racconto del grave incidente che lo ha visto coinvolto. Diego Bottacin, ex sindaco di Mogliano e nel 2005 consigliere regionale, è stato travolto da un'auto mentre stava facendo un giro in bici. Il sinistro è accaduto in Sicilia, ricoverato all'ospedale di Agrigento, ha riportato diverse fratture, costole, sterno, clavicola. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sono fortunato a poterlo raccontare, si spiega al telefono, vista la dinamica dell'incidente. Bottacin si trovava a bordo strada quando a velocità sostenuta è arrivata una macchina nella stessa direzione di marcia che lo ha investito in pieno. Si trovava in Sicilia per fare un giro con la bicicletta. Da qualche anno scelgo ogni estate una destinazione diversa e mi faccio un giro solitario. La strada dove è avvenuto l'incidente è una tangenziale piuttosto trafficata a tutte le ore e soprattutto dove le auto sfrecciano a velocità. Immediatamente soccorso, Diego Bottacin è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove si trova tuttora ricoverato. Grande rammarico, continua il politico, per aver dovuto interrompere un viaggio bellissimo, sicuramente il più vario ed interessante dei cicloviaggio che ho fatto. La prognosi sarà di qualche mese. I sanitari hanno spiegato che ci vorrà del tempo prima di poter tornare alla vita normale. Un abbraccio a tutti, termina il post, e grazie di cuore per la compagnia che quest'anno mi avete fatto. Appena la notizia è stata postata sui social, sono arrivate moltissime telefonate di solidarietà. Ancora la cronaca: è entrato all'interno del capannone in cui ha sede una fonderia a Montebelluna e ha aggredito con degli oggetti d'acciaio 2 operai per un debito a quanto pare che risalirebbe ad almeno 3 anni fa. Un 38enne albanese pluripregiudicato è stato arrestato dai carabinieri. Prima di essere bloccato, l'uomo ha anche aggredito e minacciato gli stessi militari. A causa dell'aggressione violenta, uno dei 2 operai ha portato ferite guaribili in 15 giorni. Adesso la politica. Abbiamo visto un'ampia pagina nel telegiornale del Veneto con l'analisi del voto del centrodestra, del centrosinistra, dopo soprattutto ovviamente la vittoria di Damiano Tommasi a Verona, la svolta storica del centrosinistra a Verona e quindi poi la resa dei conti nel centrodestra. Ma ci sono anche riflessi nelle altre province, anche a Treviso, perché dopo la vittoria di Tommasi il centrosinistra pensa ai prossimi appuntamenti elettorali, non solo, come aveva citato il segretario regionale Martella, a Vicenza 2023, ma anche la partita di Treviso. Verona e il centro-sinistra, un matrimonio che alla vigilia del 12 giugno sembrava impossibile da celebrarsi. Eppure, dopo la nottata di ieri e la vittoria di Damiano Tommasi, nessuna sfida politica può dirsi persa in partenza. Ne è convinto anche Mario Conte, sindaco di Treviso, che nonostante il precedente creatosi a Verona, sembra però sarà molto difficile per il centro-sinistra allontanare tra un anno da Casugana. Non ritengo che Treviso sia una partita per il Partito Democratico inaccessibile, credo che sia una partita da giocare a viso aperto. Certamente noi siamo consapevoli e forti e convinti di aver ben amministrato in questi primi 4 anni, ci rimane ancora un anno di mandato. Le amministrative del 2023 e ancora di più le regionali del 2025 sono 2 appuntamenti ai quali centrodestra e centrosinistra vogliono trovarsi pronti. È normale che il PD, dopo aver vinto Padova, dopo aver vinto attraverso dei candidati civici anche Verona, cerchi di continuare questa cavalcata, perché sappiamo benissimo che la partita subito dopo Treviso e Vicenza si chiama Regione Veneto, no? E quindi l'obiettivo si fa importante, però il centrodestra ha il tempo e gli uomini e la possibilità di recuperare quanto è stato perso. Ovviamente dobbiamo togliere i personalismi e mettere al centro i cittadini e le loro esigenze, passando attraverso la politica del fare. Nessuna competizione può ritenersi impossibile, quanto ripete anche il segretario provinciale PD Zorzi, che però poi chiarisce come ogni sfida faccia storia a sé. Qualsiasi competizione elettorale, soprattutto sul fronte amministrativo, fa storia a sé. Quindi è chiaro che noi da Verona, da Thiene, da quelli che sono stati i successi del Partito Democratico qui in Veneto e più in generale in Italia,
possiamo ricavare degli elementi utili che utilizzeremo, ma guai a pensare a modelli replicabili, perché quella invece è la via più facile per andare incontro a sonore delusioni. E per le amministrative di Treviso, Zorzi individua 3 elementi sui quali il centrosinistra concentrerà i propri sforzi da qui ai prossimi 12 mesi. La prima, il fatto che c'è un elettorato moderato che non accetta di votare un centrodestra a trazione Meloni. C'è un altro elemento che è la credibilità che possiamo dare alla politica. Purtroppo l'astensionismo molto elevato dimostra che noi possiamo combattere contro questa disaffezione, questo allontanamento della gente, mettendo in campo candidature e proposte credibili. E il terzo elemento sono, l'abbiamo visto qui a Verona con Damiano Tommasi, la radicalità, cioè c'è una irruzione di giovani nella vita politica che va assolutamente intercettata. A proposito di politica, c'è sempre in ballo il caso di Mogliano Veneto e un altro scossone in casa Lega di queste settimane. Intanto i consiglieri di minoranza del comune di Mogliano Veneto hanno presentato una mozione di sfiducia al sindaco Davide Bortolato dopo la vicenda dell'addio alla Lega del primo cittadino di 2 assessori di 5 consiglieri che ha scosso la città. La decisione, dice Giacomo Nilandi, che vediamo nelle immagini, capogruppo di Mogliano Bene Comune, di restituire le tessere, di uscire dal partito, seppur legittima, altera sensibilmente, dice Nilandi, la rappresentanza consigliare rispetto all'esito delle elezioni amministrative 2019, perché la prima lista in città viene di fatto fortemente ridimensionata e quasi annullata. Un vero e proprio schiaffo in faccia al voto di un quarto degli elettori, continua Nilandi. Una volta avvenuto il passaggio annunciato dei 5 consiglieri al gruppo misto e che avverrà nel prossimo Consiglio Comunale, ci si ritroverà di fronte di fatto una nuova maggioranza politica diversa da quella uscita dalle urne. Chiediamo e crediamo che un cambio del quadro politico così sostanziale determini, conclude Nilandi, la necessità di un nuovo voto popolare per essere legittimato. Oltre alla mozione di sfiducia è stato anche chiesto un Consiglio Comunale straordinario ad hoc proprio sul tema per dibattere su questo. Il prossimo Consiglio del 30 di giugno, quindi fra 3 giorni, è un Consiglio Comunale ordinario nel quale però ci sarà di fatto l'annuncio e il passaggio dei dimissionari della Lega al gruppo misto, ma l'opposizione, oltre a chiedere una mozione di sfiducia per Bortolato, chiede anche un Consiglio Comunale straordinario ad hoc. Staremo a vedere. Torniamo a Treviso e torniamo a parlare di una polemica di questi giorni, il bosco urbano di San Paolo con le piante bruciate. Bene, oggi è tornata l'acqua tra le piantine in sofferenza per la siccità. Il comune e l'impresa appaltatrice rigettano le accuse di Italia Nostra e sottolineano solo una delle oltre 2000 piante è a rischio siccità. Giornata di irrigazione oggi nel cantiere del bosco urbano di San Paolo a Treviso. Operai, manichette e cisterne d'acqua all'opera per cercare di evitare che le piante si secchino a causa della siccità perdurante. Qui respingono le accuse di mancato innaffiamento lanciate sabato da Italia Nostra, sottolineando che l'intervento di oggi era programmato come gli altri che vengono effettuati ogni 3 giorni. Sono circa 2100 piante, ce ne sono 3 in una fortissima sofferenza e le altre chiaramente soffrono il caldo. Noi compensiamo questo con un'irrigazione che viene fatta circa ogni 3 giorni per chiaramente tenere il passo dei nostri tempi e quindi avere la piantumazione finita a ottobre. Pur essendo ancora un cantiere quindi di responsabilità dell'azienda appaltante, soprattutto dopo la segnalazione di sabato, l'attenzione del comune è massima. Ancora di responsabilità per l'azienda, però noi chiaramente ci teniamo al verde e ci teniamo al bene delle piante, quindi il nostro agronomo e tutto il comune è a vigilare sia quello che fa l'azienda e soprattutto alla salute delle piante. Nel frattempo tante le offerte di cittadini pronti a mettere a disposizione i propri carri botte, offerte arrivate anche alla nostra redazione per le quali il comune ringrazia, sottolineando che non le rifiuterà, non tanto per questo parco ma per tutti gli altri che comunque hanno bisogno d'acqua. Quando chiediamo come mai la pacciamatura di sabato scorso fosse secca, segnali di mancata irrigazione, i responsabili rispondono che naturalmente in superficie l'acqua evapora, ma che proprio la pacciamatura ha sotto il compito di tenere umido a lungo il terreno. Le foglie risecchite poi sono segnale di protezione dalla sofferenza idrica, ma non di morte della pianta pronta a rivegetare una volta cambiato il clima. Infine l'assessore risponde anche sulla scelta di aver piantato in primavera piuttosto che in autunno, con il rischio poi diventato realtà della siccità estiva. Noi avevamo un progetto del MIT, del Ministero della Transizione Ecologica, che prevedeva l'inizio dei lavori a marzo, quindi siamo voluti andare in quella direzione. È chiaro che abbiamo fatto una pacciamatura di base per evitare la completa disidratazione della pianta e infatti la maggior parte delle piante, se non tutte, sono ancora vive e vegete.
Intanto una parziale pausa, diciamo così, anche se breve, dalla siccità, e sappiamo che purtroppo questo comunque non basterebbe, potrebbe venire dal pomeriggio di domani. Il centro funzionale decentrato infatti della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica riferito allo scenario per temporali forti per tutti i bacini idrografici del Veneto, valido dalle 14 di domani alle 9 di dopodomani, cioè mercoledì 29 giugno. L'avviso è stato emesso sulla base delle previsioni meteo che indicano tra il pomeriggio di domani e le prime ore di mercoledì una nuova fase di forte instabilità con temporali sparsi, possibili fenomeni intensi con forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate e consistenti quantitativi di pioggia soprattutto nelle zone montane e pedemontane. Torniamo alla cronaca, circa 44 kg di carne, di loro derivati e anche latticini chiusi in sacchetti di plastica e contenuti nel bagaglio al seguito di alcuni passeggeri provenienti da Tirana in Albania sono stati confiscati dai funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli dell'Ufficio di Treviso in servizio presso la sezione operativa territoriale dell'aeroporto Canova di Treviso. Gli alimenti erano tutti sprovvisti di etichettatura, tracciabilità e dei previsti certificati che ne autorizzano l'introduzione nella comunità europea e pertanto da ritenersi potenzialmente nocivi per la salute umana. I prodotti confiscati sono stati consegnati al gestore aeroportuale che ne assicura appunto lo stoccaggio per poi avviarli alla distruzione come da norma. E ancora la cronaca con i ladri che non si fermano, siamo d'altronde anche in piena estate, come sta accadendo in questi giorni a Caunada, quindi torniamo a Montebelluna. Siamo in via Caldimezzo a Montebelluna, qui i residenti si lamentano per alcuni furti che sarebbero avvenuti nei giorni scorsi nelle case di questo borgo, anche in fondo alla strada che vedete alle mie spalle. Sono residenti esasperati al punto che hanno pubblicato sui social alcuni fotogrammi dei sistemi di videosorveglianza che ritraggono proprio i ladri mentre si arrampicano sui terrazzi per cercare di entrare, ma negli ultimi casi sarebbero stati poi messi in fuga dagli stessi residenti. E dicono sempre i residenti che la pista ciclabile, anzi la ciclopedonale che scorre qui è un ottimo luogo di osservazione per i ladri che si nascondono tra le piante e studiano le case in cui effettuare i colpi. I furti e i tentati furti sono avvenuti soprattutto nelle strade laterali di via Caldimezzo, ovviamente più nascoste, ma dove gli abitanti tengono alta l'attenzione segnalando movimenti sospetti. Una residente in particolare, infatti, ha raccontato sui social il tentato colpo dei ladri con tanto di fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza. I tre malviventi avevano scelto il terrazzo della casa da utilizzare per entrare, ma l'abbaiare dei cani e l'allarme lanciato di chi era all'interno hanno messo in fuga i ladri. I residenti parlano anche di furti meno recenti in una zona più interna del borgo e in effetti la Tradotta, una lunga ciclopedonale frequentata durante il giorno e soprattutto nel fine settimana, è un ottimo punto di osservazione nascosto nella boscaglia. L'economia, oltre 600 assunzioni e 70 milioni di investimenti in Italia nel 2022 e meno 70% di CO2 di anidride carbonica emessa per ogni unità prodotta nelle fabbriche italiane rispetto al 2015. Sono alcuni dei dati condivisi dal management del gruppo Electrolux con i rappresentanti di FIM, FIOM e Wilm e delle RSU dei 5 siti produttivi italiani, tra i quali Porcia e soprattutto Susegana, durante un incontro di aggiornamento tra le parti avvenuto il 23 giugno scorso a Treviso. Electrolux ha comunicato di aver assunto a tempo indeterminato oltre 600 persone in Italia negli ultimi 15 mesi e previsto investimenti di oltre 70 milioni nel paese nel 2022. A un anno dalla firma del nuovo contratto integrativo aziendale, l'azienda ha condiviso informazioni e dati positivi nonostante il periodo storico particolarmente carico di sfide, in primis a causa della pandemia da Covid-19 e poi ovviamente della guerra in Ucraina con tutte le conseguenze macroeconomiche che lo accompagnano. Ritorniamo a Treviso, è stato il giorno, lo avevamo già annunciato nei nostri servizi, oggi è stato il giorno della premiazione a nome di tutta la città di Lorenzo, il 28enne veneziano di origine ma che risiede a San Zeno, che ha salvato la bimba letteralmente afferrandola al volo mentre stava cadendo da un balcone, il cosiddetto miracolo di Sant'Antonino. Oggi l'incontro anche con la madre e poi anche con la piccola Nor. Dove Lorenzo? Dove Lorenzo? Ti vuole bene Lorenzo? Sì. Tanto o poco? Mamma non vuole. Cosa vuol dire? La voglio questa.
Bella, la bandiera della tua Italia, ma tu fra poco sei italiana. Al momento, come si vede, non vuole diventare sindaco la piccola Nor, a 4 anni protagonista di una storia a lieto fine. Giusto una settimana fa è precipitata da un terrazzo al secondo piano di un condominio di via Sant'Antonino sulle braccia del suo salvatore, il 28enne Lorenzo Tassoni. E oggi il sindaco Mario Conte ha riunito Lorenzo, Nor e mamma Fatima, ancora scossa per quanto accaduto. Io li ringrazio di essere qui oggi perché comunque è un gesto bello, una storia a lieto fine, ne avevamo bisogno anche se l'avremmo evitata tranquillamente, però insomma è andato tutto bene, la bambina sta bene, Lorenzo è stato straordinario, ringrazio anche la famiglia di Lorenzo e quindi questo abbraccio secondo me vale tutto e questo è il messaggio più bello che la nostra comunità oggi può ricevere. Basta, ridi mamma. Per la piccola solo un brutto gioco da dimenticare, per la mamma attimi di angoscia che non dimenticherà mai. Per me è un angelo. Non ti dico se anche ringrazio, l'ho baciato neanche i piedi, ma non basta per me, perché sono la figlia unica, sono ancora sotto. Sì, va bene così, grazie. Lorenzo, forse questo è il regalo più bello, questo abbraccio. Sì, meno male è andato, sì, che appunto non sono io il protagonista, cioè è lei che sta bene. A Lorenzo, dal sindaco a nome di tutta Treviso, un piccolo grande segno di gratitudine. Un atto di grande coraggio e di straordinario altruismo che rende orgogliosa l'intera comunità e che rappresenta un insegnamento di responsabilità, correttezza e di rispetto della vita. Quindi con stima il sindaco Mario Conte. Grazie davvero di cuore. È un grande abbraccio che la comunità ti dà proprio per ringraziarti per lei. Grazie, molto gentile. Ma il vero premio per tutti è la vitalità di questa bambina che ha conquistato Kasugana, sindaco in testa. Ciao. Dai 5. Complimenti a tutti, complimenti a Lorenzo e anche alla piccola Norra. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, è il momento di andare nel Bellunese. E in primo piano ovviamente la morte di Leonardo Del Vecchio. Questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Il fondatore di Luxottica aveva 87 anni. Per noi era un papà, dicono i dipendenti fuori dai cancelli ad Agordo, dove tutto ebbe inizio a fine anni 50. Lavorare. È stato questo il motto di una vita per Leonardo Del Vecchio, fondatore di quella Luxottica diventata leader mondiale degli occhiali, simbolo indiscusso del Made in Italy, motore di un'intera valle, l'Agordino, e di tutto il Bellunese. Se n'è andato 87 anni Del Vecchio, che si trovava ricoverato al San Raffaele a Milano. L'ultima grande impresa, la fusione della sua creatura con la francese Silor, aveva portato alla creazione del più grande polo dedicato alla vista, l'obiettivo di un'esistenza, 80.000 dipendenti, 9.000 negozi, un impero. Azionista tra l'altro di Mediobanca e Generali, la sua ricchezza attraverso l'holding di famiglia Delfin quest'anno è stata valutata dalla rivista Forbes in circa 25 miliardi di euro. Eppure tutto è iniziato nella Milano di fine anni 30, dove ultimo di 4 fratelli perde presto il padre e viene affidato al collegio dei Martinit, l'orfanotrofio. Garzone, in una fabbrica di coppe e medaglie, decide di iscriversi ai corsi serali dell'Accademia di Brera. Le incisioni metalliche lo appassionano e la fame di farcela lo porta ad Agordo. L'occhialeria nel Bellunese è già in fermento, il posto ideale per mettersi alla prova, ripartire da zero. L'epopea di un'impresa diventa quella di un territorio. Luxottica consente alla gente di montagna di rimanere, di farlo con dignità. Tra queste mura nasce il welfare aziendale moderno, il concetto stesso di responsabilità sociale d'impresa. L'attenzione ai giovani è sempre stata dichiarata e praticata nelle sue rare interviste, forse la principale preoccupazione. Questa è la cosa più grave per l'Italia, cioè praticamente quando un giovane non lavora, e secondo me non ha neanche la morale per studiare, cioè non ha più voglia di fare niente, non vede futuro, quindi questa è la situazione peggiore in cui un giovane si possa trovare. Fuori dai cancelli degli stabilimenti veneti di Luxottica, Cencenighe, Sedico, Pederobba, prevale la costernazione. Ad Agordo nessuna parola, è di circostanza. Una leggenda, per abbreviare la cosa. Ha cambiato l'identità di Agordo in bene
creando tantissimi posti di lavoro e anche un benessere diffuso. Ci mancherà, ma non solo nella nostra vallata qua, in tutta la provincia. Il papà è il nonno di tutti gli agordini. Abbiamo avuto una grande perdita ed era uno di famiglia. Un'aria abbastanza pesante. Siamo tutti molto rattristati, ovviamente. Non ce l'aspettavamo. È stata fulmine a ciel sereno. Qui rappresentava tutto, ma soprattutto a livello di sentimenti, cioè proprio l'affetto verso di lui. Non era solo una questione è una cosa triste, molto molto triste. Preoccupazione, sgomento, siamo rimasti un po' tutti male, non ce l'aspettavamo, non era una cosa che nessuno ci aveva detto, insomma, che poteva succedere. Rappresentava tutto, rappresentava Luxottica in tutto e ogni dipendente. Io lavoro da 25 anni qui e... Ciao Leonardo. È il giorno del cordoglio, l'avete sentito, ma anche della preoccupazione. Il cuore di Luxottica resti ad Agordo, dicono tutti. E ad Agordo saranno celebrati i funerali giovedì mattina, 30 giugno, all'interno del Pala Luxottica. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo di Belluno Feltre, Renato Marangoni. Nella stessa sede sarà aperta la camera ardente della giornata di mercoledì. Ci auguriamo come amministrazione, mi auguro come sindaco, che il cuore comunque rimanga sempre a Agordo, perché Agordo rappresenta Luxottica e quindi sono convinto che Agordo rimarrà comunque sempre un centro importante nella pianificazione e nella programmazione di Luxottica. Nel giorno del grande dolore è il sindaco di Agordo, dove tutto ebbe inizio, a dire quello che in tanti da queste parti pensano e sussurrano. Il cuore di Luxottica, nonostante la grande alleanza con Essilor, deve rimanere qui, al cospetto delle pale di San Lucano e dell'Agnier. Vogliamo che quello che lui ha impostato, ci terremo particolarmente che quello che lui ha fatto in tutti questi anni qua rimanga sempre vivo ad Agordo. E alla cittadina bellunese, guarda, lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha portato la comunità di Agordo e il paese intero al centro del mondo dell'innovazione. Le parole del Premier, la sua storia un esempio per tutti, gli fa eco da Bruxelles il commissario Paolo Gentiloni. Lo ricorda come uno degli artefici della riscossa della nostra terra il governatore Luca Zaia. Il Veneto, dice, gli deve molto. Oggi è una giornata triste, scrive il ministro bellunese Federico D'Incà. Di un vuoto enorme parla il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, mentre un grazie arriva dall'associazione Bellunesi nel mondo. C'è poi il mondo dell'impresa. Siamo tutti orfani, senza di lui la storia del bellunese sarebbe stata diversa, afferma Laurent Berton, presidente degli industriali bellunesi. Del Vecchio, esempio di visione globale per Leopoldo Destro di Assindustria Veneto Centro. Ha garantito sviluppo, sottolinea dalla Confartigianato bellunese Claudia Scarzanella. Un messaggio preciso parte da CNA. Io mi auguro che chi adesso ha le redini della Luxottica e tutto quello che ci gira intorno riesca a mantenere per il territorio bellunese quell'occhio particolare di attenzione che ha avuto sempre Del Vecchio nella sua storia. Il passaggio è delicatissimo. Del Vecchio era presidente esecutivo di un grande gruppo, metà italiano, metà francese. Per i sindacati va prestata massima attenzione. Dobbiamo capire appunto cosa succederà. Speriamo che rimangano quelle scelte fondamentali che hanno caratterizzato la gestione di Del Vecchio. È importante per noi il fatto che Luxottica insieme con Essilor resta comunque un'impresa italiana dal punto di vista della governance. Ho iniziato a fare il lavoro di sindacalista con lui al tavolo, penso alla prima riunione 24 anni fa. Lui era anche una persona dura nelle trattative, ma aveva chiaro il valore del lavoro e dei lavoratori che lavoravano per lui. Per questo lo stimerò per sempre. Quando scompare un padre c'è sempre il disorientamento, saremo in grado, che cosa sarà dopo di noi, però questo padre ha lasciato, credo, fondamenta ben piantate sulla terra e anche una impostazione dell'azienda Luxottica che è molto, molto chiara e molto evidente. E adesso la politica, perché lo abbiamo raccontato ieri nella nostra lunga diretta, dopo Belluno anche Feltre va al centrodestra con la vittoria di Viviana Fusaro su Adis Zatta. Il domino bellunese del centrodestra è servito e l'asse politico pure.
Dopo Oscar De Pellegrini nel capoluogo, il centrodestra strappa al centro-sinistra anche Feltre, con il primo sindaco donna della città, unico vero motivo di sorriso in Veneto per la compagine in questa tornata di ballottaggi. Ritengo che i cittadini abbiano creduto nel nostro progetto, abbiano creduto in tutte le persone che hanno lavorato con me, hanno capito che il nostro è un progetto reale di cambiamento, di svolta. Il vantaggio del primo turno contro Adis Zatta si allarga al ballottaggio in una serata frenetica che poco a poco vede l'ex dirigente scolastica avvicinarsi al traguardo sempre di più, fino alla certezza di potersi sedere alla stessa scrivania del padre Leandro, primo cittadino targato DC alla fine degli anni '80. Sì, è una storia che si ripete, ovviamente io umilmente non mi permetto neanche di paragonarmi, perché lui è stata una persona che ha creato praticamente questa città, prima da deputato e poi da sindaco di Feltre. Credo di avere qualcosa nel mio DNA. E le cose da fare, spiega Fusaro, sono tante, a partire da un tema cruciale. Parlo di viabilità interna, che deve essere ragionata e non deve essere limitata ad un periodo breve, ma deve avere una visione più ampia, più lungimirante di quella che dovrà essere la città tra 5 anni e non solo. E la politica ovviamente è in primo piano questa sera nella puntata di Ring, la puntata tradizionale del 21:15 del lunedì, dopo la puntata speciale di ieri con la quale il nostro vice direttore Ferdinando Avarino con i suoi ospiti e i nostri inviati vi ha raccontato minuto dopo minuto l'esito del voto ai ballottaggi, una nuova analisi di quanto sta accadendo, di quanto accadrà, la resa dei conti nel centrodestra, le strategie del centro-sinistra e poi ovviamente anche la morte di Leonardo Del Vecchio, figura leggendaria dell'imprenditoria italiana e veneta. Allora gli ospiti sono Alessandro Manera della Lega, Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia, l'onorevole Diego Zardini del Partito Democratico, Davide Rossi, editorialista dell'Arena, anche per entrare proprio nel vivo dell'analisi veronese, poi il sindaco di Padova Sergio Giordani, dalle 21:15 con Ring. Vi lascio al meteo, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Bentrovati al meteo. Anticiclone più debole, transiterà un sistema temporalesco su parte del nostro territorio che riuscirà a minare la stabilità atmosferica. Ecco il dettaglio di martedì 28 giugno. Sul Veneto sarà soleggiato al mattino con cielo poco nuvoloso. Dal pomeriggio più nubi e via via più instabile. Ma quali saranno le zone più a rischio di precipitazioni? Vediamo la grafica. Inizialmente avremo qualche rovescio su Bellunese, Veronese e Vicentino, i settori più ad ovest, quindi. Entro sera i fenomeni potrebbero estendersi un po' a tutta la nostra regione. Ma attenzione, perché localmente potranno essere anche di forte intensità e con grandine a causa dell'intensa calura preesistente e il contrasto con aria più fredda dall'Atlantico. Non scomparirà l'afa, avremo temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 21 e 22 gradi, massime invece tra i 29 e i 33 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso al mattino cielo sereno, dal pomeriggio possibili temporali sui monti, col passare delle ore anche altrove. Temperature minime tra 20 e 27 gradi, massime sui 33-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo una maggiore variabilità con acquazzoni piuttosto diffusi, soprattutto nel pomeriggio e durante la serata. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.